Io mi chiamo Paola Di Nicola, sono giudice al Tribunale di Roma, mi occupo di diversi tipi di reati e tra questi anche reati di violenza nei confronti delle donne. Facendo la mia attività istituzionale vedo e incontro i centri antiviolenza e le strutture sociosanitarie all'interno delle aule di giustizia, quindi si tratta di un rapporto esclusivamente istituzionale collegato alla gestione di processi, in particolare di violenza di carattere familiare, e in cui ho potuto verificare direttamente che l'apporto che hanno in particolare i centri antiviolenza è un apporto anche non solo giuridico ma anche di carattere culturale, perché molto spesso gli stereotipi entrano nel palazzo di giustizia, gli stereotipi e i pregiudizi nei confronti delle donne inquinano la formazione della prova dentro l'aula e le avvocate, in particolare dei centri antiviolenza, sono quelle che hanno la capacità dal punto di vista anche culturale, oltre che di conoscenza più approfondita del fenomeno della violenza, capaci di guidare tutti gli altri soggetti nella destrutturazione dello stereotipo. Quindi in questo senso in particolare loro hanno un ruolo fondamentale.